Questo video è dedicato al mio amico Claudio, che stanotte su questo tratto ha snazzicato e stamattina c'è proprio arrivato, non è che si è svegliato. Cristoforo Colombo, strada destinata a un gran premio, è strada che chiama De Brede Spalanca, strada piena di radici, strada piena di avvallamenti, strada piena di dritti. E quando c'hai i cavalli il dritto lo tiri. Quando uno muore non si giudica, già si giudica in vita. E quindi questo video è dedicato anche a quei pezzi de merda, brutti infami, che di fronte a una morte di un uomo, di un marito, di un padre, di un figlio, di un datore di lavoro, di un essere umano, si mettono a giudicare se al posto dell'albero c'era mio figlio. Ma vaffanculo, magari abiti dall'altra parte di Roma, a coglione, ma che c'entra? Di fronte alla morte di un uomo non c'è Porsche, non c'è prodotto italico, non c'è Seat. Di fronte alla morte dell'uomo per bene non c'è niente. E il giudizio è delle merde. In questi casi è della merda. Giudicare un uomo per la velocità apparente. Ma chi sei? Ma che fai? Ah, senza peccato. Ma fai il passo avanti, ma viela di davanti a tutti. Vagliela dire alla moglie che era uno stronzo perché andava un po' veloce. Brutto infame. Facile così, facile. È il Santarellino, paese dei Santarelli Pretini, tutti a 40 all'ora, a piallo in culo dei trans. Ciao Claudio, via la vita, tutta la vita. Bella per te.